Viva la resistenza palestinese! Partiamo da qua, dalla resistenza! Dalla lotta del popolo palestinese, dalla battaglia che dura da decenni, che vede centinaia di migliaia di profughi nei campi del Libano, del Medio Oriente. Siamo da sempre a fianco del popolo palestinese. Questa è la storia della sinistra italiana, di quella vera, di quella che è sempre stata al fianco del popolo palestinese, così come è stata sempre al fianco dei popoli oppressi. Voglio ricordare una questione fondamentale. In questo paese gran parte della politica negli anni 70-80 era a fianco del popolo palestinese. Un presidente del Consiglio che non era comunista nel 1985 nel Parlamento italiano ha rivendicato il diritto alla resistenza del popolo palestinese, perché questa è la storia della sinistra italiana. Un punto fondamentale: non c'è mai stata una situazione così indegna nel nostro paese, dove tutto l'arco costituzionale, tranne una piccola frazione, ha avuto il coraggio di esprimere solidarietà con gli aggressori, solidarietà con lo Stato di Israele che bombardava Gaza. Uno Stato che proprio in questi ultimi anni ha preso due decisioni assolutamente inaccettabili. La prima è quella di definire lo Stato di Israele uno Stato identitario e religioso, lo Stato della popolazione ebraica. Noi sappiamo che in Israele vivono cristiani, musulmani e anche altre religioni. Questa è stata ed è una grave provocazione. Il califfo Omar, quando arrivò a Gerusalemme, disse al patriarca di Gerusalemme, siamo poco dopo 600 dopo Cristo, disse: io non entro nei vostri luoghi sacri perché questi vi appartengono. Questa è la storia delle religioni autentiche, dell'idea di pace, di convivenza. Noi abbiamo avuto recentemente la dichiarazione di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Gerusalemme appartiene a tutte le religioni dell'umanità, ai musulmani, agli ebrei, ai cristiani. È stato sempre così. Questa non è una provocazione soltanto contro il popolo palestinese, è una provocazione gravissima contro chiunque creda nella libertà religiosa, nella democrazia. Io penso che questi fatti dicano che non ci può essere una terra di mezzo, o si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta con chi opprime o si sta con chi lotta contro l'oppressione. Non c'è una via di mezzo, non esiste, non è mai stata nella storia dell'umanità. Ebbene, io credo che se andremo a verificare queste dichiarazioni che sono state fatte oggi da chi rappresenta un partito che insieme alla destra italiana, agli eredi dei fascisti, è andato al portico di Ottavia a portare la solidarietà a Israele. Vediamo se questa posizione è cambiata. Se cambia, noi siamo contenti, perché noi siamo per la pace, per la libertà del popolo palestinese e per la libertà di tutti i popoli. Viva la resistenza palestinese! Allora ci onoriamo di avere